saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi parliamo di prevenzione, parliamo di donazione del sangue con il presidente dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, Roberto Flora, che abbiamo raggiunto via Skype. Buongiorno, buongiorno, come siamo? Buongiorno, bene, grazie, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. È vero che praticamente le donazioni, il numero di donazioni sta riprendendo quota dopo un periodo, non dico di stasi, ma poco ci manca. Sì, è stato il periodo prima di Natale, con il periodo di dicembre che con anche i dati della pandemia avevano un attimino fermato i donatori nel presentarsi verso i centri, diciamo, ospedalieri. Il ragionamento è che appunto le tante notizie poi avevano creato un po' anche di allarmismo e sappiamo benissimo che nei centri trasfusionali sono molto sicuri e quindi si può accedere tranquillamente. Adesso in gennaio i dati che ci hanno dato il primo mese sono dati confortanti, c'è un aumento di afflusso di persone nei centri trasfusionali, l'automoteca lavora sempre molto bene, quindi siamo in una certa maniera relativamente anche tranquilli e soddisfatti, ecco. Ecco, proprio per quanto riguarda l'autoemoteca, chiaramente vi è più difficile perché una volta anche con l'autoemoteca andavate fuori dalle scuole, adesso chiaramente essendoci problemi ben diversi, quindi non avete questa possibilità di avvicinare i giovani come accadeva un tempo. Sì, quello è vero, però gli stessi nostri collaboratori, quindi anche gli insegnanti e i nostri presidenti di sezione, operando all'interno della scuola, essendo loro operatori della scuola, danno il messaggio lo stesso ai giovani e riescono a organizzare delle donazioni collettive presso il centro trasfusionale di Udine, accompagnandoli. Quindi limitiamo diciamo, la perdita dell'afflusso di questi giovani, anche ricordiamoci bene che questa è una delle parti più importanti di questa associazione, perché entrano nuovi iscritti, entrano nuovi donatori giovani, quindi è il futuro del domani dell'associazione. Quindi dobbiamo stare molto attenti sotto questo profilo qua, dobbiamo stare sempre sul pezzo, come si suol dire, e i nostri insegnanti lo stanno facendo molto bene. Ecco, anche per quanto riguarda l'accesso, perché chiaramente c'è questo timore, no? È meglio tenere la struttura sanitaria lontana se non ci sono problemi seri. E almeno questo è il pensiero, no? Maggiormente diffuso, c'è paura di contrarre il Covid all'interno delle strutture sanitarie. E comunque voi avete un percorso che è sicuro, che è garantito. Ecco, questo Sì, c'è un percorso. per dare una nota, no, positiva alla popolazione. Sì, c'è un percorso molto organizzato, sono praticamente 3 triage che si fa prima di arrivare a donare. Ricordiamoci che per entrare nell'ospedale prima si viene misurata la temperatura e si viene sanificati le mani. Poi dopo, quando si arriva al centro trasfusionale, c'è un'altra misurazione di temperatura, c'è tutta un'attenzione particolare anche nella compilazione dei moduli con diciamo, penne sanificate e hai sempre misurazione della temperatura. E poi dopo, quando si va dal medico, c'è un altro triage di domande. Dopo passati questi piccoli step, il donatore va a donare tranquillamente e serenamente. Ricordiamo bene a tutti che i centri trasfusionali non sono nei reparti Covid, sono proprio all'ingresso degli ospedali, quindi si ha più possibilità di intercettare le persone quando si è per strada o si è magari in altri ambienti pubblici che appunto nei centri trasfusionali. Quindi rechiamoci tranquillamente a donare, sappiamo che facciamo un gesto importante, ma lo facciamo in tranquillità e in serenità. Ecco, l'Associazione Friulana Donatori di Sangue è nota non solo per quanto riguarda appunto l'attività, il dono del
il dono del sangue, ma anche per quanto riguarda le varie attività di prevenzione. In questo momento quanto è difficile fare prevenzione sul territorio? Ma noi eravamo abituati con le nostre sezioni soprattutto a fare anche serate sanitarie, serate informative, lo stiamo facendo in una certa maniera tramite i social. Quello sì, i giovani si sono attivati anche per mandare dei messaggi ai vari giovani delle varie sezioni e ai vari donatori in forme diverse. Tanto è vero che anche nelle scuole noi ci colleghiamo direttamente con le classi attraverso le sistemi, diciamo, di comunicazione informatica e riusciamo a trasmettere il messaggio a questi giovani che sono anche nelle scuole primarie di primo e secondo grado. Un ragionamento di questo Covid che ha portato è stato un po', ecco, in un certo senso, se vogliamo vedere la positività, è lo sviluppo di questi sistemi informatici che hanno fatto sì che tante persone hanno conosciuto l'associazione, la sua attività, anche non conoscendo, diciamo, di persona chi è il presidente di sezione o chi è il consigliere della zona, ma però lo hanno conosciuto tramite web e i social. Ecco, questo è importante e continueremo a fare e puntare sulla comunicazione corretta su tutti i profili, sia giornali, sia web, sia di persona. Ci auguriamo che la situazione più bella, anche che poi dopo garantisce l'afflusso delle persone nelle sezioni e negli ospedali, è proprio diciamo, la comunicazione di persona. La telefonata che noi facciamo adesso per invitare i donatori è importantissima, ma trovarli di persona diciamo, è quella molla che fa scattare appunto la fidelizzazione del donatore all'associazione. Ah, ecco, perché voi li contattate telefonicamente adesso, proprio per Sì, avere noi li un contatto chiamiamo. diretto. Certo, noi li chiamiamo perché quando ci sono delle carenze, come si può notare anche dai nostri Sì. social, dal portale del dono e dalle app che noi abbiamo, i donatori possono scaricarla tranquillamente. Lì si capisce, si comprende subito la carenza del gruppo sanguigno. Quindi chiamiamo automaticamente i gruppi sanguigni che sono in carenza e chiamiamo i donatori a donare e li invitiamo a donare. E li prenotiamo poi automaticamente, anche perché abbiamo un sistema informatico che dà la possibilità a tutti i presidenti di sezione di automaticamente iscrivere i propri donatori iscritti con la propria sezione direttamente in questo sistema informatico, il quale poi dopo scarica i dati al centro trasfusionale tramite la nostra segreteria. Ecco, e mi pare che la FDS faccia l'invito, estenda l'invito ai suoi associati a vaccinarsi quando ci sarà la possibilità di farlo, di vaccinarsi contro il Covid. Sì, abbiamo noi siamo anche federati in FIDAS nazionale, tramite la Federazione Nazionale dei Donatori di Sangue abbiamo stilato una richiesta al Ministero della Salute e della Sanità perché appunto la categoria dei donatori di sangue sia una categoria che venga vaccinata il prima possibile, anche perché così si riuscirebbe a garantire, oltre all'autosufficienza regionale, ma anche quella nazionale. È stato accolto questo invito da parte del Ministero, è stato diramato alle regioni, adesso siamo in attesa del recepimento della normativa da parte della regione e per sapere quando i donatori attivi saranno inseriti nelle liste di prenotazione per la vaccinazione. Chiaramente noi invitiamo a vaccinarsi perché in questo momento credo che sia l'unica arma che abbiamo in mano per far sì che la pandemia non si estenda sempre di più. Prevenzione per noi è importantissima perché lavoriamo da sempre sulla prevenzione, prima sulla prevenzione alimentare, sulla prevenzione stili di vita, ma adesso è proprio la prevenzione pura e semplice, che è quella di cercare di essere meno positivi, come si suol dire, in una certa maniera, di modo di non trasmettere questa pandemia e di non farla camminare sempre di più. Anzi, bisogna bloccarla e l'unica arma è questa vaccinazione, questo
questo tipo di vaccinazione, e ci auguriamo tutti che ci dia veramente una mano, che quest'anno sia l'anno della svolta. Ecco, e quindi avete dovuto presentare richiesta al Ministero della Salute per essere inseriti il più presto possibile nella lista delle persone da vaccinare? Sì, l'abbiamo presentata tutta assieme, tutte le associazioni d'Italia dei donatori di sangue, quindi è stata accolta, e quindi un grande traguardo, un grande ringraziamento al Ministero per la sensibilizzazione appunto verso questa categoria che fa tanto per i nostri malati e soprattutto sostiene il sistema sanitario nazionale. Così una sua previsione, quando potrebbero essere secondo lei inseriti i donatori di sangue? Così. Ma fare previsioni in questo Sì, momento è è un un po' po' difficile, difficile, perché certo. sappiamo l'afflusso dei vaccini che non è stato, diciamo, rispettato, e quindi sarà un po' difficile. Io mi auguro e spero che entro, se non altro, la primavera, alla tarda primavera, si riesca a vaccinare i donatori, se non altro i donatori attivi, quelli che sono attivi da almeno 2 anni, cioè quindi le persone che vanno costantemente a donare, anche perché si riuscirà, se non altro, a contenere appunto questa pandemia, e avere, se non altro, le scorte di sangue pronte per assicurarle, ecco. Bene, non posso fare altro che ringraziare Roberto Flora, presidente dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue. Grazie per essere stato con noi, e ringraziare anche i nostri amici telespettatori, ai quali do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.